Oh ragazzi, ma sono le 6. Come le 6? Ma sì, quasi le 6:05, ci siamo distratti. Dai che ci perdiamo la parte più importante della giornata. Ape? Ape. Andiamo, dai che se no si fa tardi. Oh ragazzi, ma che ora si fa? Un quarto alle 7. E sono da 3 non mi sono accorto proprio, è tardissimo. Che facciamo? Ape? Ape. Oh, questo è un bolide. Uè Ricky, ma che fine avete fatto? Sono 19:05. Prossima volta 18:30. Ora muoviamoci che se no ci fa fuori tutto, capito? Ma troviamo a posto. Oh ragazzi, ma che fine avete fatto? Io ero pronto, però ci devo aspettare Nicola che ha dovuto buttare la Olin. È il periodo. Brighiamoci che devo passare dalla zia che è appena tornata dall'America. A questo punto passiamo pure da mia cugina, così approfitta la salute. E così fate da noi, capita proprio la vicina. Ho detto 9:30, qui arriviamo alle 1. Ma pure 11:30. Tanto per prima di mezzanotte non c'è nessuno. Proviamo ne forza. Ma che è sto casino, stasera rosso? È veramente tutto pieno, non si riesce a trovare un posto. Dai, ma è il tempo di metterci in macchina e trovare un altro posto, ho finito le happy hour. Andiamo a casa, dai. Oh Vito, ma che è sto casino? Non ci sta un posto libero. Mi dispiace Pasqua, oggi è tutto pieno. Ma guarda le pieno, venite messi di qua che ci stringiamo. Dove si siedono 4, se ne siedono pure 40. Hai visto che figata sta roba dei drink nel baratto? Ma come pensano ste robe? Ricky, ma siamo nei posti più cool di Milano. Ma infatti è vero, troppo avanti. Vito, porti un'altra birra dei 3 bicchieri, per favore. Pasqua, sai se la tengo un goffo di gente? I bicchieri saffano. E vabbè, qual è il problema? Prendi dei 3 boccacci, sciacqui un po' sotto all'altro. Conserva sour! Oh, hai visto che dell'aperitivo è quasi milanese. Ma lo sai che anche noi facciamo Pringles, tortiglie e salsa messicana? Anche voi? Ma che salsa messicana e salsa messicana? Questa è la cosa che iniziamo con Ragazzi, praticamente olive, tortiglie, finger food, un po' di couscous, cioè veramente sono già sazio. Sta roba della pericina è una figata pazzesca. Alle 9:30 arrivo a casa, mi metto direttamente a letto e domani sono operativo. Tac! Oh ragazzi, ma veramente non si può così, C'è olive, taralli, formaggi, salame, cioè non ce la faccio più. Quello che lo dice anche te, ora. Oh, mi è venuto un buco allo stomaco che non hai idea. Ma pure a me mi è venuta con la fame, tra l'altro si è fatta pure mezzanotte. Ma è tardissimo, ragazzi, andiamo che fra 2 ore chiudono tutti quanti. Ciao, Oh, conto, grazie. 65 euro. 65 Ma euro. cosa ho fatto? L'ho abbassati i prezzi. Qui c'è la mia 10 euro, ne ho preso uno. Te ne hai presi 2. Marco se n'è andato. Non ritorna più. E non ritorna più no, adesso chi lo paga il suo conto. Ognuno paga il suo, non facciamo i barbari. Oh, Vito, ci fai il conto, per favore. Che avete preso? Che abbiamo preso 7-8 birre, un po' di vino. Fa tutti 10 euro, va. 10 euro. A testa. Oh, ma che ti sei impazzito? Guarda, zio Cicco, tutto sta roba, massimi 5 euro. Scusami, a nome di tutto il paese, che questi fanno fare le figuracce, non si sono emancipati. O stai fermo che pago io, O froi... Un barbaro proprio. Barbaro cosa che a Milano 10 euro non ti porta neanche il bicchiere? Barbari.